Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Si reca al cimitero e trova una spiacevole sorpresa. Nella cappella di famiglia è stata sepolta la salma di un estraneo. La protagonista della macabra scoperta è una donna che nel 2019 ha ereditato da un proprio parente una cappella gentilizia nel cimitero comunale di Burgio, nell'Agrigentino, all'interno della quale è stata tumulata una salma non appartenente alla famiglia. La donna si è rivolta al comune per comprendere chi avesse dato l'autorizzazione senza che lei ne venisse informata alla sepoltura. La vicenda è finita al TAR di Palermo. Un incidente si è verificato nella strada statale 417 che collega Gela a Caltagirone. Il sinistro avrebbe coinvolto due mezzi, uno dei quali sarebbe andato a fuoco subito dopo l'impatto. Illesi i due conducenti, sul posto Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Lutto per il popolo dei misteri. A Trapani è morto Franco Bosco, il fondatore dell'Unione Maestranze di cui era presidente onorario. Conosciuto come il comandante, si è spento all'età di 90 anni. Per 20 anni si è occupato della direzione della processione dei misteri con la stessa determinazione che lo ha indotto a fondare l'Unione Maestranze nel 1974. E in chiusura un tentato suicidio ad Agrigento. Il protagonista del dramma è un 45enne che si sarebbe gettato dal primo piano di un'abitazione situata nel quartiere di Fontanelle. L'autore dell'insano gesto è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi a causa delle lesioni riportate. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna lunedì alle ore 10. Buona serata e buon weekend. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.